Euroregione News. A Lignano gli europei di Baton Twirling 2019. Con la grande cerimonia ufficiale di presentazione delle squadre partecipanti da tutta Europa è iniziato a Legnano Sabbiadoro il campionato europeo di Baton Twirling. Alcuni team erano in pochi elementi, ma l'atleta slovena era proprio da sola, mentre altri paesi come l'Olanda, l'Inghilterra, la Francia, la Spagna e naturalmente l'Italia erano davvero numerosi. Fino a Pasqua ci saranno le competizioni nelle varie categorie, sia singoli, sia coppie, sia gruppi. Davvero spettacolare la manifestazione più importante d'Europa che si sta svolgendo all'interno del Palazzetto dello Sport di Bella Italia NFA Village con il presidente nazionale Maurizio Chizzoli. Cosa ci dobbiamo aspettare dai connazionali in gara? Dagli italiani aspettiamo dalle grandi soddisfazioni e soprattutto dalle vittorie, no? Perché giustamente il lavoro che hanno fatto gli atleti italiani in questo anno è stato un lavoro massacrante. Anche dobbiamo ringraziare tutti i genitori e i dirigenti che si sono adoperati per far sì che la nazionale arrivasse a un certo livello in questi giorni. Poi abbiamo anche il discorso di avere quest'anno 17 stati presenti europei che partecipano con tantissimi ragazzi. Sono oltre 600 gli atleti, 600, quasi 700, 680 atleti che in questi 4 giorni sarà una dura battaglia fra di loro, giustamente è una competizione europea, ma tutti vorranno vincere e purtroppo diamo adito a chi è il migliore vinca. Noi speriamo che siano gli italiani, però è molto molto dura, perché sono competizioni che ormai durano da anni e non è una cosa facile. Sono anni che veniamo a Lignano, è un centro stupendo, dobbiamo dire grazie al Presidente che è si può dire fautore di questi ultimi eventi, ultimi giorni, ultimi anni che bene o male ci dà molta soddisfazione in questo centro Bella Italia. E questi giorni inizieremo dalle 7:30, 8 del mattino fino alle 7, 7:30 di sera. Abbiamo già forti discussioni con le cene ai ristoranti perché noi diciamo 7:30, magari arrivano anche alle 8:30 o 9 alla sera. E uscire, c'è la libertà, chi vuole uscire va, giustamente andranno per Lignano. Ci saranno circa 4.000 persone presenti in questo centro, molto difficoltoso perché ne porta fino a 3.000 che so io, però molta gente è alloggiata anche fuori. Prende anche la parte di Jesolo, non solo Lignano ma anche Jesolo. So che ci sono la Croazia e molti stati, oltre a quelli che sono all'interno, sono fuori di Lignano. Quindi è un evento che va bene anche e soprattutto a portare a conoscenza i Friuli e in tutte le parti d'Europa. Da Lignano Sabbiadoro per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.